Pensiero del giorno, sabato 30 agosto. Incoraggiare. Una legge incisa nel cuore di ciascuno. Tutto ciò che volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. In questo sta la legge e i profeti. Vangelo di San Matteo, capitolo 7, versetto 12. Amiamo così ogni prossimo che incontriamo durante la giornata. Immaginiamo di essere nella sua situazione e trattiamolo come vorremmo essere trattati noi al suo posto. La voce di Dio che abita in noi ci suggerirà l'espressione d'amore adeguata ad ogni circostanza. Il prossimo ha fame. Pensiamo, io ho fame, e diamogli da mangiare. Subisce un'ingiustizia, sono io a subirla. E nell'oscurità e nel dubbio ci sono io, diamogli parole di incoraggiamento. Condividiamo i suoi dolori e non riposiamo in pace finché non si sente illuminato e sollevato. Noi vorremmo essere trattati così con tutti, senza discriminazione di alcun tipo. Sabato 30 agosto. Incoraggiare. Chiara Lubich, L'arte di amare, Cittanuova Editrice. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita, agosto 2025. Perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Vangelo di Luca, capitolo 12, versetto 34.